mio caso, a portare appunto la documentazione all'ONU. E mi voglio collegare a Raila, giusto il tuo nome, perché come penso volevi dire prima, io penso di essere qui a testimoniare, a rappresentare quello che deve succedere alle donne, affermando la propria autonomia e la propria soggettività, e anche di essere un'ispirazione per le donne afghane, per le donne italiane perché bisogna ribellarsi e denunciare e non accettare in maniera assertiva qualcosa di ingiusto. Noi denunciamo da anni ormai, dal 2018, abbiamo denunciato le condizioni di ingiustizia che subiamo nel nostro paese, insieme ai nostri figli e figlie, da parte del nostro Stato, nei procedimenti civili e penali delle separazioni giudiziali, l'affidamento dei figli minori e di violenza diretta assistita. Denunciamo un sistema istituzionale che sistematicamente sottostima, svilisce, ignora le denunce delle madri vittime di violenza in ambito intrafamiliare, le prove, le testimonianze relative agli abusi e alla violenza assistita dei loro figli e delle loro figlie. Il sistema istituzionale ignora la violenza con l'archiviazione di gran parte delle nostre denunce inoltrate dalle madri in ambito penale, nonostante la mole documentale delle allegate violenze, in presenza anche di accertamenti oggettivi. Il sistema istituzionale svilisce la pericolosità di violenze e abusi con esiti inefficaci sia dei procedimenti penali per violenza sia dei procedimenti civili sull'affido dei minori. Volevo dire in Italia che una madre che denuncia violenza non ha tutele, non viene creduta perché la si ritiene una denuncia strumentale, in quanto avviene di solito in separazione, quindi se ne deduce che la donna usi questa denuncia per ottenere l'affido dei figli. Così facendo, all'interno delle istituzioni, di alcune istituzioni, si capovolgono intenzionalmente i termini di un conflitto che il più delle volte mette le donne nella scelta obbligata della separazione per sottrarsi ad un legame fatto di violenza, e si servono quindi della violenza che le donne subiscono per screditarne la versione con l'unico scopo di togliere i loro figli. In definitiva, ciò che porta le donne alla decisione di chiudere il legame matrimoniale viene ignorato affinché si possa loro attribuire l'intento malevolo di sottrarre i figli al padre. E in base a questa logica patriarcale, la stessa che ha scaturito la legge 54, che noi stiamo denunciando come l'ultimo strumento patriarcale, perché il patriarcato ha affinato le proprie armi attraverso questa legge, e anche quando la denuncia prosegue nel suo percorso, le violenze vengono, insisto, volutamente ignorate in base al principio dettato da questa legge, che è della vigilitorialità ad ogni costo. Di fronte a questa legge, platealmente dalla parte del violento, le donne si trovano nella condizione di essere obbligate a venire a patti con la violenza direttamente subita, ma anche con quella che subisce il minore, vittima egli stesso di violenza assistita, in quanto consapevole la donna che le conseguenze alle quali andrà incontro per tutelare se stessa e i suoi figli e il prezzo da pagare sarebbero altrettanto devastanti per tutti loro. Questa legge è stata fatta dagli uomini, per gli uomini, cala con tutto il peso della sua protervia e potere, e intende attraverso lo strumento legislativo mettere ordine nell'assetto sociale con la ferma intenzione di ristabilire ruoli e subalternità, perché alle donne non sia consentito di mettere in discussione neanche il più colpevole e violento tra gli uomini. L'apparato coercitivo che si muove contro le donne e i bambini si preoccupa di legittimare e giustificare i suoi discutibili procedimenti giudiziari, avvalendosi di teorie psicopatologiche, come quella che abbiamo lottato con il DDL Pilon, contro il DDL Pilon dell'alienazione parentale, teorie quindi psicopatologiche riconosciute dalla dottrina scientifica assolutamente come non valide. Le vittime di violenza hanno bisogno di tutele e garanzie che nello stato attuale delle cose non hanno, anche se il carcere, così come affermato da più parti, non è risolutivo, porterebbe un po' di sollievo per qualche anno alle vittime.
soprattutto a quelle madri obbligate fin da subito ai rapporti con i maltrattanti, sempre in riferimento alla legge sull'affido condiviso. Vorrei dire l'ultima cosa, visto che ho la possibilità di parlare con l'onorevole Moretti, che ringrazio perché ho visto che ha preso a cuore il tema sulla violenza istituzionale esponendosi come politica ultimamente e difendendo anche alcune donne sul territorio. C'è un vuoto normativo che impedisce alle donne di liberarsi concretamente dalle catene della violenza, soprattutto se esse hanno generato figli con il violento. Se esse vengono supportate come vittime nel penale concedendogli gratuito patrocinio per l'uscita dalla violenza, per quanto riguarda la parte civile nelle questioni di affidamento della prole con il violento, esse non hanno supporto alcuno, ma anzi ricevono vittimizzazione secondaria da esse proprio per l'enorme vuoto legislativo dove nella parte civile la donna, madre vittima di violenza, deve ipotecare la vita per la sua difesa e spesso non riuscendoci proprio per l'incapacità economica e lavorativa, arrivando anche a perdere il lavoro per le numerose prescrizioni a cui deve ottemperare in ambito civile, dovendo ricorrere a congedi non retribuiti, permessi e ferie per recarsi a percorsi stabiliti dai giudici che altro non fanno che rivittimizzarla. Visto il lavoro della Commissione Femminicidio che ha fatto emergere quello che accade alle madri vittime di violenza, visto le numerose sentenze CEDU che condannano l'Italia per la non protezione delle vittime e la non applicazione della Convenzione di Istanbul, che è stata ratificata come legge in Italia da un decennio, ma senza che si abbiano veramente concretamente attuati i decreti, chiediamo a gran voce che si facciano delle norme, delle leggi ad hoc anche per questi casi, garantendo alle vittime il gratuito patrocinio anche nel civile, nei casi sopracitati, che vengano fatti decreti attuativi della Convenzione di Istanbul, rivisitata la legge 54 e l'articolo 337, che disciplinano l'affido condiviso mettendo a chiare lettere che in caso di violenza non ci possa essere affidamento congiunto, ma anzi che venga disposta immediatamente la decadenza, semmai garantendo per il minore incontri veramente protetti, non solo la protezione della relazione per evitare altri spiacevoli omicidi come quello dell'uccisione dei figli da parte del maltrattante, per esempio il caso di Federico Baracca, ucciso proprio negli incontri protetti, che come ha sentenziato la CEDU non servono a proteggere il minore ma la relazione del figlio con quel genitore maltrattante, oppure a evitare casi come quello del piccolo Daniele Paitoni ucciso, sgozzato dal padre in un incontro libero stabilito dal giudice nella giornata di Capodanno del 2022, un uomo che era agli arresti domiciliari. Io vi ringrazio e sono d'accordo con chi ha detto precedentemente a me che dobbiamo spingere nel stringere un patto fra donne per tutelare i diritti acquisiti e ottenere quelli ancora non acquisiti. Grazie. Brava.